Ben trovati. Telepordenone è sempre un'importante cassa di risonanza per molte questioni anche in termini sanitari. Tra pochi giorni arriveranno a Pordenone i due nuovi direttori delle aziende sanitarie, quella territoriale e quella dell'ospedale. Il dottor Fabio Samani guiderà l'azienda 6 del Friuli Occidentale, quindi quella del territorio, provenendo da Trieste. La giunta regionale gli ha dato l'incarico in 3 righe, in termini quantitativi, qualitativi ed economici, di realizzare gli obiettivi e delle azioni previste dalla programmazione pianificazione regionale. Tutto andrebbe bene se non che il piano regionale 2010-2012 è quello scaduto e il prossimo sarà il 2015-2017. Quindi nella sostanza nulla di nuovo. Io penso e spero che bisognerà percorrere strade già percorse, magari quelle che la crisi rende opportuno. L'immagine vede che c'era il distretto sociosanitario, ma in Friuli non sono più sociosanitari i distretti, mentre in Veneto sono ancora sociosanitari e le cose vanno bene. Rimanendo in tema, spero che il dottor Samani possa affrontare in modo adeguato la gestione di numerose questioni aperte, non da ultimo, ma per dire importante, quello dei servizi e delle convenzioni per le persone adulte con disabilità. Il secondo direttore sarà dal 1° di dicembre per 4 anni il dottor Paolo Bordon, che viene da Udine e ha 50 anni e ha molta esperienza nel campo della sanità. Anche nel suo incarico è scritto che dovrà seguire pianificazione, ma quello che è più importante è che da 10 giorni la Giunta regionale ha stabilito che Pordenone dovrà avere il nuovo ospedale, dovrà averlo in 6 anni e dovrà essere ubicato nell'attuale zona ospedale. Quindi progettazione indirizzata e il dottor Bordon sa quello che deve fare, io penso che anche su questo riuscirà. Ma in tutto questo ambito c'è una questione che è importante, che è quella degli aspetti finanziari. Il Friuli avrà a disposizione molti soldi in meno dell'anno 2013 per la sanità, già i giornali dicono che ci saranno tagli a personale e a posti letto e quindi questi nuovi direttori avranno un grosso impegno, ma sarebbero molto facilitati nel loro lavoro se le indicazioni regionali fossero chiare e essere qua con le spalle coperte. Ad ogni modo auguri a tutti e manteniamoci in salute. Sì, questo è proprio il caso di dire, perché altrimenti, grazie a Giovanni Del Ben, medico forense.